Il duro confronto tra la NATO e la Russia ripropone all'attenzione dell'Europa i pericoli dell'arma atomica. La storia di un soldato italiano che ha servito in Kosovo e che è morto a causa dell'uranio impoverito. Il servizio di Est-Ovest sulle coltivazioni di marijuana in Albania ha provocato inchieste e roventi polemiche nel paese delle Aquile. La guerra nel Donbass condiziona anche la vita e lo sviluppo della numerosa comunità ebraica in Ucraina. In Bielorussia, a 100 anni dalla rivoluzione d'ottobre, un museo presenta com'era la quotidianità delle persone nell'Unione Sovietica. Amira Medunjanin, la regina del Seudah, il blues balcanico, si racconta ai nostri microfoni. Ritorna l'incubo atomico. Il Nobel per la pace assegnato all'ICAN, organizzazione che propugna il disarmo nucleare e l'accelerazione nello sviluppo della bomba all'idrogeno della Corea del Nord, hanno riproposto la riflessione sul pericolo rappresentato dalle armi atomiche. Storicamente, conseguenza della guerra fredda, il maggior numero di testate nucleari è schierato in Europa. Da una parte le testate nucleari della NATO, dall'altra l'arsenale atomico russo. A differenza però di quanto succedeva ai tempi della guerra fredda, quando l'arma atomica era solo un deterrente, nelle attuali dottrine militari di entrambi gli schieramenti, l'uso dell'arma nucleare non è più un tabù. L'utilizzo dell'arma atomica fino a qualche anno fa era considerato addirittura impensabile, ma le avventure belliche nei paesi del Golfo, del Medio Oriente e perfino a quelli a bassa intensità come l'Ucraina, la lunghezza, i costi, le distruzioni hanno cominciato a far cambiare la dottrina degli Stati Maggiori. Ed è negli ultimi tempi che si comincia a pensare nuovamente a colpire il nemico con grande forza all'inizio, cercando di distruggerlo immediatamente, di paralizzarlo strategicamente, utilizzando nuovamente le armi tattiche nucleari che erano scomparse dalla dottrina degli Stati Maggiori. Ma perché questa idea, scellerata e suicida per l'umanità, è accettata dagli Stati Maggiori russi e della NATO? La teoria liberista dei rendimenti decrescenti della guerra, i costi enormi, gli eserciti professionali che naturalmente hanno anche lo studio della dottrina che porta a considerare necessario il colpo decisivo fin dai primi momenti, hanno riportato in attualità l'idea che una bomba tattica nucleare ha evidentemente delle gravissime ricadute, ma comunque è più risolutiva di un conflitto che dura 15 anni e che non porta da nessuna parte. Perché i militari della guerra fredda non volevano usare l'atomica e questa generazione di militari sì? I militari che avevano addirittura partecipato o comunque sentito quali erano state le conseguenze dell'uso dell'arma totale che aveva concluso la seconda guerra mondiale a Hiroshima e Nagasaki ne portavano un ricordo incancellabile e indelebile. Ma nel tempo questo ricordo incancellabile è svanito ed ora si ricomincia a pensare che forse la guerra nucleare, la guerra tattica nucleare, che ha avuto già un suo inizio con il lancio della madre di tutte le bombe, che è stato un preludio, potrebbe essere di nuovo il modo per terminare con i conflitti asimmetrici di logoramento e di lunga durata. Quindi la madre di tutte le bombe e l'ordigno fatto sganciare da Trump in Afghanistan contro i talebani è stato in realtà un esperimento per verificare le modalità di lancio di una bomba nucleare tattica. In questo contesto non è un caso se Papa Francesco ha condannato l'uso della parola madre per definire una bomba. Apeja, in albanese, o Pec, in lingua serba, Kosovo occidentale, nel 1999 in una vecchia fabbrica della Zastava adibita ad armeria ha dormito il caporal maggiore Emanuele Pecoraro, il PEC, come lo chiamavano i compagni paracadutisti della Folgore. È qui che, secondo la signora Nadia, la madre del PEC, Emanuele sarebbe stato esposto all'uranio impoverito da cui poi avrebbe contratto il carcinoma osseo che ne ha provocato la morte a 31 anni.
Da quel giorno i genitori del Parà si sono battuti perché fosse riconosciuta una responsabilità da parte dello Stato italiano. Le analisi, allora, avevano evidenziato nel suo corpo la massiccia presenza di metalli pesanti. 10 anni dopo, la sentenza che condanna il Ministero della Difesa al risarcimento danni perché Emanuele Pecoraro non era stato informato dei rischi cui andava incontro. La madre del PEC ha mantenuto la promessa fatta al figlio. Cosa rappresenta per voi questa sentenza? Una liberazione che Emanuele finalmente è a pace. Voi non cercavate risarcimento, cosa cercavate? La verità, che hanno sempre taciuto. Il giorno del funerale io sono andata in chiesa, ho detto a Emanuele fosse l'ultima cosa che farò, però io voglio giustizia. Io non lo so se l'avrò, però voglio giustizia. Emanuele Pecoraro è stato in missione anche in Afghanistan e Iraq. Quando chiamava, spiega la signora Nadia, raccontava poco, ma quello che lei chiedeva al figlio erano le ragioni delle diverse protezioni in dotazione rispetto ai soldati americani e francesi. In quarta superiore l'hanno bocciato e lui ha detto basta, con questo non studio più. Come? Ho detto Emanuele, adesso vado a lavorare. Ho cominciato a lavorare. Poi è andato militare, visto che lui era alto 1,93 m, l'hanno richiesto, hanno fatto la domanda per andare come paracadutista. È andato a Sora, ha fatto la scuola e lì è stata dura, perché mi ha chiamato e lì forse adesso mi pento un po' perché mamma è dura. Se avessi detto Manu, smettila, forse l'avrei ancora qua, però era la sua vita. Oggi il numero di militari italiani morti per carcinoma è salito a più di 340, 4.000 sono i malati. A Tarvisio, sui Monti Friulani, dove è cresciuto Emanuele, c'è una piazzetta a lui intitolata con una stele che evidenzia le passioni del PEC, il paracadutismo e la pallacanestro. Il padre Mariano ricorda le ragazzate di Emanuele da giovane, lo fa indossando una maglietta della Brigata Folgore. I ragazzi, i paracadutisti di Legnago, dove era Emanuele, ogni volta quando vengono al torneo o che vengono a trovarci, ogni volta mi portano una maglietta, un qualcosa della Folgore e sono veramente orgoglioso di indossarla. Qualcuno mi ha detto ma tu non sei paracadutista, non indossarla. Mi ricordo il comandante di Legnago mi ha detto lei può indossarla, non vada dietro a quello che dice la gente perché è il papà di un parà. Quindi lei indossi la maglia orgogliosa e la indosso sempre. Se voi in Italia trovate una piantazione con 180.000 piante, cosa vuol dire? Che il poliziotto lì è corrotto? Guardate in casa vostra, ci disse l'allora ministro dell'interno albanese Samir Tahiri un anno fa, quando gli raccontammo che eravamo stati in un campo di marijuana e avevamo scoperto che i coltivatori pagavano il pizzo alla polizia. Questo 100 euro, 60 euro per me, 40 per polizia. Ed è proprio guardando a casa nostra che la procura di Catania è arrivata a Tahiri. Pochi giorni fa il blitz della finanza, 11 arresti, trafficanti di erba dall'Albania alla Sicilia. A capo della banda i fratelli Moisi e Florian Abilai, i cugini di Tahiri, che dalla primavera scorsa non è più il titolare degli interni. Nelle intercettazioni il nome dell'ex ministro compare spesso. 30.000 lek glieli devo portare a Samir, dice al telefono uno dei cugini, che viaggiava su un'auto intestata al politico. L'inchiesta si è abbattuta come un ciclone sul governo socialista di Edi Rama, che su Facebook ha preso le distanze dal suo ex delfino. Gli albanesi hanno bisogno di sapere la verità, ha scritto il premier. Sul caso indaga anche la procura speciale del Paese delle Aquile, che ha chiesto l'arresto di Tahiri. Purtroppo in questo momento la maggioranza socialista ha deciso di avvalersi dell'immunità parlamentare per rifiutare l'arresto dell'ex ministro. Il Parlamento ha detto no all'arresto, ma ha dato il via libera alle perquisizioni domiciliari e al blocco del passaporto del politico. E mentre l'inchiesta va avanti e promette nuovi colpi di scena, sulle coste italiane, innanzitutto quelle pugliesi, continua a riversarsi un fiume di marijuana. Nel 2016 quasi 22 tonnellate, quantità già raggiunta nei primi 5 mesi di quest'anno. Milioni e milioni di euro per le organizzazioni criminali albanesi e italiane. A Trieste c'è stato un vertice tra il titolare del Viminale Marco Minniti e i ministri degli interni di Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia per la conclusione del progetto IPA 2013, finanziato dall'Unione Europea. La stretta collaborazione con forze dell'ordine dei paesi dell'est adriatico hanno permesso 55 operazioni di polizia con quasi 400 arresti, il sequestro di 4 milioni di euro, 3 tonnellate di droga, 400 kg di esplosivo.
un'attività fondamentale anche per controllare i radicali islamici che hanno combattuto in Siria. A Dnipro, nell'est dell'Ucraina, vivono 60.000 ebrei, una delle comunità più numerose di tutta l'Europa orientale. Qui hanno trovato rifugio molti ebrei ucraini fuggiti dalla guerra. Yehuda Kellerman era vicerabbino di Donetsk, città oggi in mano ai separatisti filorussi. Nel 2014, quando è scoppiata la guerra, le bombe cadevano dovunque. In tanti siamo scappati da lì e siamo venuti a Dnipro. Donetsk era diventata subito un posto troppo pericoloso per crescere i figli. Fuggiti dalle bombe, ma anche da un antisemitismo strisciante nei territori delle autoproclamate repubbliche popolari Donetsk e Luhansk, in molti, come Kellerman, hanno trovato un rifugio nelle zone sotto il controllo di Kiev. A Donetsk sono rimasti in pochi, non abbiamo informazioni precise. Sappiamo che la sinagoga è ancora aperta, ma in molti sono andati via. Niente di meglio del Menorah Center rappresenta la potente comunità di Dnipro. 22 piani, 7 torri, lusso e marmo, dicono sia il più grande centro ebraico al mondo, opera da $100 milioni che porta la firma dell'archistar Frank Meisler, centro di gravità di una comunità che ha tra i suoi membri alcuni degli uomini più ricchi e potenti dell'Ucraina, fino al governatore della regione, l'oligarca Igor Kolomoisky. Shmuel Kamenetsky è l'energico rabbino capo, americano di nascita, ucraino di discendenza, è tornato qui prima ancora della caduta dell'URSS per guidare la comunità e scaccia con decisione l'idea che Kiev sia governata da forze neonaziste. La storia degli ebrei in Ucraina è lunga, qui sono nati lo hassidismo e il sionismo, qui è nato l'Yiddish. Ci sono stati momenti difficili come i pogrom di inizio secolo o la collaborazione di alcuni ucraini con i nazisti durante la seconda guerra mondiale, ma oggi c'è più positività qui e molti ebrei guardano all'Ucraina come la loro patria. Allo scoppio della guerra è stata fortissima la risposta della comunità contro i separatisti, quando Dnipro era l'avamposto contro le milizie filorusse e alla periferia della città si scavavano trincee e si ammucchiavano sacchi di sabbia. La partecipazione degli ebrei ucraini alla guerra ha stupito anche me. Dai volontari a chi ha organizzato la difesa di Dnipro contro l'avanzata dei separatisti per evitare che facesse la fine di Donetsk, a chi tra i membri più ricchi della comunità ha donato molti soldi, fino a quelli che sono andati a combattere con i soldati ucraini. Lasciamo il Menorah Center e andiamo a conoscere uno dei rifugiati accolti dalla comunità. Leonid Krasnopolsky a Donetsk disegnava abiti da uomo. Un giorno sono arrivati i miliziani nel mio atelier, hanno detto che ero una spia ucraina e mi hanno arrestato, mi hanno messo in un sotterraneo del palazzo della polizia segreta. Era una stanza buia, ero insieme ad altri carcerati, mi davano solo acqua. Poi sono stato liberato in uno scambio di prigionieri. Una volta arrivato a Dnipro ha deciso di mettere le proprie capacità al servizio della causa ucraina. Ha creato una linea di t-shirt con motivi patriottici per raccogliere fondi. L'ultima sua idea è raccontare la guerra ai bambini ed esaltare il sacrificio di molti soldati ucraini. L'idea del fumetto mi è venuta perché i bambini in Ucraina hanno solo eroi americani, Spider-Man, Batman. Oggi con la guerra noi abbiamo eroi veri, i soldati. Ecco, nei miei fumetti questi eroi hanno dei superpoteri. Parte del ricavato delle vendite va ai soldati impegnati sul fronte, un fronte che continua a uccidere e da cui non bastano i superpoteri dei personaggi di Krasnopolsky per difendersi. Per i più anziani, per quelli che sono vissuti nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, è una specie di astronave del tempo, un'astronave che riporta le persone ai tempi dell'infanzia e della gioventù. Questo è il museo dell'epoca sovietica di Lyshkovshchina, nella regione di Mogilev, in Bielorussia. A pochi giorni dal 100° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre sono migliaia i visitatori da ogni dove dell'ex Unione Sovietica che arrivano in questo museo, un museo poco politico, ma che presenta gli oggetti della quotidianità dei cittadini sovietici, radio, elettrodomestici o vestiti. Le statue e l'iconografia statale servono per scandire lo sviluppo storico ed economico dello Stato sovietico, un museo che per chi è stato cittadino sovietico è una fabbrica di nostalgia. Tra i visitatori c'è anche Emma Galushkina, una maestra di scuola che nel museo ha ritrovato i ricordi di quando lei stessa era una scolara.
Ritorno giovane, anzi, ritorno ai tempi dell'infanzia, di quando ero una bambina. Ci sono tante cose meravigliose che mi ricordano un'atmosfera calda e gentile. Ricordo bene la mia infanzia, gli anni scolastici. Questo è lo stesso manuale che ho usato per imparare a scrivere. Sto tenendo in mano il mio primo abecedario e dopo tutti questi anni tenere in mano il tuo primo libro è molto eccitante. Gli oggetti esposti nel museo sono donazioni dei visitatori, cose ritrovate nelle soffitte o nelle cantine, cianfrusaglie che nelle vetrine e negli espositori del museo ritrovano un senso storico e ricreano il racconto della vita di un'epoca, conclusasi con il tracollo dell'URSS di Gorbaciov nel 1989. Siccome le persone sono portate a ricordare solo le cose più belle, nei visitatori è visibile un sentimento di soddisfazione. Nikolai Kurnusov è il fondatore del museo. Abbiamo notato che i visitatori hanno delle reazioni piacevoli, di appagamento, ispirate dal ricordo della propria gioventù, certamente non dai simboli politici, dalla storia del Partito Comunista o dalla propaganda. La gente presta attenzione ed è attratta dalle cose semplici e banali che gli ricordano i momenti sereni del passato o dell'infanzia. E così, tra una statua di Lenin, un busto di Stalin o un ritratto di Brezhnev, gli ex sovietici di tutte le età, ammirando una moto Dnieper, toccando una radio o guardando le copertine dei dischi dei loro cantanti preferiti, ritornano bambini o adolescenti, dimenticando anche il lato oscuro, la repressione politica, la mancanza di beni di largo consumo che avevano caratterizzato l'epoca sovietica. Ballate che raccontano la vita, gli amori, quelli tristi e infelici, il destino. Ritmi non sostenuti, spesso tempi composti, 7 ottavi, 11 ottavi, con scale e tonalità insolite per un orecchio occidentale. Questo è il Sevdah, la musica dei bosniaci, e Amira Medunjanin ne è certamente la regina, l'interprete che è riuscita a far conoscere questo genere musicale a tutto il mondo. Le sue Sevdalinke, le canzoni del Sevdah, o le sue interpretazioni di ballate vecchie anche di alcuni secoli spopolano sulle radio bosniache, ma anche negli altri stati della defunta Jugoslavia. Secondo Rolling Stone, il Sevdah è il blues dei Balcani, ma per Amira Medunjanin che cos'è? Sevdah concretno. Il Sevdah è una musica del cuore, una musica che racconta la gente della Bosnia e delle sue terre vicine. È una musica che negli ultimi 5 secoli racconta la felicità e le tragedie, gli eroi e le infamie. Questa musica è un racconto della memoria di autori conosciuti e sconosciuti e la memoria di persone che non ci sono più. In Europa il parente più prossimo del Sevdah è il fado portoghese. In comune hanno la stessa radice araba che in Bosnia è stata portata dai Sefardi, gli ebrei scacciati dalla penisola iberica e che trovarono rifugio nei nuovi domini ottomani nei Balcani. Sevdah è una derivazione bosniaca della parola araba sevda, una parola che gli antichi medici greci e arabi usavano per definire la melanconia dell'anima. È la vita. Molte di queste canzoni, le Sevdalinke, per me sono state delle lezioni di vita, un insegnamento di morale e etica su come comportarsi, come essere e come rimanere una persona buona, anche in questi tempi di pazzia, senza ricorrere necessariamente solo il bene materiale. Queste canzoni fra le righe ci raccontano proprio questo. Quando ho un momento di difficoltà, ascolto, mi canticchio qualcuna di queste canzoni e ritrovo la mia strada, la decisione che devo prendere. Amira Medunjanin nel 1992, quando è iniziato l'assedio di Sarajevo, era un'adolescente. Per 4 anni, giovanissima, ha subito gli orrori della guerra. Come ricorda quel periodo? Ma vede, sono felice di essere qui ora, di essere sopravvissuta. Sembra assurdo, ma di quella tragedia ricordo solo le cose belle che ci capitavano. Mi ricordo la solidarietà della gente, la vicinanza fra le persone. Mi ricordo di alcune serate passate nelle cantine, nei rifugi, nel buio illuminato solo da 3 candele.
Mi ricordo di questi momenti fra amici e di come si cantava. Si improvvisava un concerto, un po' per passare il tempo, un po' per darsi coraggio. Spero che questa tragedia non si ripeta né da noi né altrove. Semplicemente sono felice della vita, contenta di non essere stata ferita, di essere rimasta integra, tutta d'un pezzo. Una serenità a volte felice, a volte amara. Amira Medugnanin in novembre racconterà queste emozioni a Istanbul e Monaco, per poi iniziare una tournée in Nord America con serate a Vancouver, Montreal, Boston, Chicago e New York.